Allora, in merito all'interrogazione orale 861, consumi di energia elettrica della pubblica amministrazione, le rappresento che per le valutazioni dei dati citati nell'interrogazione in oggetto, la codifica Ateco 2007 utilizzata da Terna per definire la pubblica amministrazione risulta essere la rappresentazione per la Regione Friuli Venezia Giulia di un dato aggregato tratto dall'elenco di tutte le pubbliche amministrazioni, pertanto non è possibile individuare in maniera esplicita le cause dell'aumento dei consumi. Inoltre è stato preso in considerazione e analizzato dalla medesima pubblicazione di Terna un intervallo temporale più ampio rispetto al solo biennio 2014-2015. Per quanto riguarda il settore merceologico 47, pubblica illuminazione, si fanno le seguenti considerazioni. Allora, dal 2007 al 2012 i valori dei consumi riportati sono tutti superiori ai 133 GWh annui. A partire dal 2013 i consumi si sono ridotti a 127 GWh annui, indicando pertanto una riduzione percentuale rispetto all'anno precedente pari a circa il 4,4%. In quest'ottica i valori per gli anni 2014 e 2015, con variazione solo dello 0,5, si possono considerare una sostanziale conferma dei consumi per questo settore merceologico. In riferimento invece al settore merceologico 48, pubblica amministrazione, si fanno invece le seguenti considerazioni. I valori per gli anni dal 2007 al 2014 sono tutti compresi nella fascia tra i 100 e i 114 GWh annui. Il valore del 2015 è pari a 135 GWh annui, valore questo sensibilmente al di fuori dell'ordine dei valori che si osservano considerando una serie storica più ampia. In merito alle possibili motivazioni di tale variazione, si evidenzia che Terna richiede i dati ai produttori e ai distributori. Per quanto riguarda il processo di validazione dei dati relativi alla produzione di energia elettrica, Terna opera una serie di controlli di congruenza incrociando diverse banche dati. Il dato sui consumi elettrici invece viene pubblicato così come viene fornito dai distributori, poiché non sono possibili incroci con altre banche dati. Terna perciò può solo evidenziare al distributore stesso i significativi scostamenti per eventuali ulteriori verifiche. Il dato fornito a Terna è annuale su base provinciale e risente perciò delle modalità di raccolta da parte dei soggetti che con l'avvento del mercato libero operano come trader dell'energia. Per migliorare il processo di rappresentazione dei consumi elettrici è in corso con l'acquirente unico un progetto di efficientamento di tutto il processo di comunicazione dei dati che ha come obiettivo da un lato quello di mettere il distributore in condizione di acquisire dai trader una corretta definizione merceologica dell'utente consumatore e dall'altro di migrare alla rappresentazione dei consumi con la codifica Ateco 2007 attualmente in uso da Istat che ha un dettaglio merceologico più spinto. In merito al secondo punto dell'interrogazione in oggetto si evidenzia che all'interno della Direzione Centrale Ambiente ed Energia, al di là delle singole iniziative seguite da ciascuna direzione regionale, è stato attivato il tavolo tecnico interdirezionale per l'attuazione del piano energetico regionale, che si compone di funzionari del settore del servizio energia che lo coordinano e anche da funzionari rappresentanti nominati da parte delle altre direzioni centrali, il cui scopo è quello di individuare un percorso partecipato di condivisione degli obiettivi e degli strumenti che riguardano l'energia all'interno dell'ente, al fine di rendere operativo il PER e di avere un primo monitoraggio dei risultati in campo energetico per indirizzare gli sforzi dell'amministrazione regionale verso quelle iniziative che assicurano un maggior ritorno in termini di riduzione di utilizzo dei combustibili fossili e di emissioni di CO2. Per quanto riguarda le attività di coordinamento per una gestione globale delle tematiche energetiche a livello regionale, si segnala che la scheda 17 del PER prevede l'istituzione dello sportello informativo regionale in materia di energia, con il quale la Regione intende mettere a disposizione strumenti destinati a garantire un'informazione diffusa e accessibile, finalizzata a una conoscenza del territorio e dei fenomeni correlati con gli aspetti energetici che vi insistono, tenendo conto che i dati relativi ai consumi energetici sono classificati dalla norma come dati sensibili e offrire informazioni con una finalità di sostegno ai processi gestionali alle politiche in materia energetica e territoriale. Grazie. La parola al consigliere Sergo per la replica. Sì, io ringrazio l'assessore. Assessore, così come in Commissione, perché ne abbiamo parlato una settimana fa, io diciamo che mi dichiaro insoddisfatto non della sua risposta ovviamente, ma di quello che ci riferisce Terna SpA, perché come le avevo detto già in Commissione
diciamo così, l'ipotesi, perché poi di questo stiamo anche parlando, di Terna, di dare la colpa ai distributori, io posso anche capirla e ci può anche stare, ho capito la motivazione, però questo dovrebbe riportare a dei calcoli ovviamente totalmente diversi anche per gli altri settori merceologici. Non può esistere che solo per la pubblica amministrazione ci siano dei distributori di energia, a meno che non ci sia qualcos'altro sotto, che decidono ovviamente di non riferire, o che abbiano deciso per almeno 5 anni, come diceva lei, di non riferire i consumi energetici effettivamente diciamo così, prodotti. Ma quello che a me spaventa e spaventava, come le dicevo, era anche che nel nostro piano energetico regionale i dati di Terna, a differenza di quanto anche ci è stato riferito in Commissione, vengono utilizzati per stabilire il bilancio energetico di questa, o anzi sono stati utilizzati per stabilire il bilancio dell'energia elettrica e dei consumi proprio. Per cui se io ho un direttore del servizio energia che dichiara che quei dati non sono attendibili, io ovviamente dico, e di fatto l'ha confessato Terna stessa e lei adesso anche ce l'ha riportato, io mi chiedo come quel bilancio presente nel TER possa essere attendibile. Poi che sia un bilancio ovviamente che magari può essere rivisto a ribasso, a rialzo, a seconda dei settori merceologici, mi va benissimo, però secondo noi ovviamente, come abbiamo già avuto modo di dire, se quei dati non sono attendibili, il piano energetico regionale non è attendibile. Perché i dati che abbiamo preso sui consumi elettrici, basta leggere il piano energetico regionale, sono quelli forniti da Terna SpA. L'avete scritto voi, non l'abbiamo scritto noi, e quindi questo è un dato di fatto. Sul resto, ovviamente, come detto, i risultati, ovviamente, questo più 30% solo della pubblica amministrazione, ancorché aggregato a tutti gli enti locali, e lei viene e mi dice non abbiamo idea del perché ci sia questo più 30%, auguri, voglio dire, questo è il modo in cui cerchiamo di affrontare i problemi anche in questa regione, non indifferenti, perché poi intanto alziamo le mani, diamo sempre ragione agli altri, ma non abbiamo mai una spiegazione di quello che avviene nella nostra regione.